Buongiorno dal telegiornale del quotidiano La Nazione Siciliana, le notizie della Sicilia in 3 minuti. Le grandi manovre del centrodestra per le europee. Non si sono ancora chiusi gli strascichi delle elezioni comunali e sono ancora in corso i ballottaggi in 4 comuni, tra i quali un capoluogo, Siracusa, e nel centrodestra siciliano, ormai totalmente egemone sulla sinistra, si apre la partita delle elezioni europee che regoleranno i nuovi rapporti di forza tra i partiti. Fratelli d'Italia mette in gioco il suo ruolo di primo partito dell'isola, la Lega, divisa tra l'area del vicepresidente della regione San Martino e quella di tutti gli altri, dovrà dimostrare di avere un peso adeguato al suo ruolo in regione, e infine Forza Italia, ormai totalmente sotto il controllo del presidente Schifani, dovrà confermare di essere uno dei principali serbatoi di voto del Partito Nazionale. A questo si aggiunge un quesito non marginale: in quali liste si schiereranno gli autonomisti di Lombardo e i centristi di Cuffaro? Maltempo, agricoltura siciliana in ginocchio, grano a terra, stop trebbiatura, fieno ammuffito, frutta caduta, ortaggi annegati. Coldiretti Sicilia utilizza parole drammatiche per descrivere i danni immensi causati dal maltempo. Un'annata da dimenticare, i terreni sono così pieni che è impossibile far pascolare gli animali, figurarsi far rientrare i trattori. Situazione gravissima sulle Madonie. Nel palermitano colture pregiate come le nespole sono a terra o rovinate sull'albero. Paradossale poi che tutta quest'acqua si perda perché le infrastrutture non sono adeguate a una conservazione che permetta di far fronte a periodi di siccità. La Sicilia finita in una trappola di sviluppo. Un rapporto della Commissione europea sulle tendenze regionali per la crescita e la convergenza nell'Unione Europea afferma che la Sicilia, insieme alla Calabria, è caduta in quella che viene definita trappola dello sviluppo. Queste regioni, spiega il rapporto, sperimentano lunghi periodi di crescita bassa o negativa, deboli aumenti di produttività e scarsa creazione di posti di lavoro, restando permanentemente distanti da regioni più sviluppate. Italo con Itabus sbarca in Sicilia. Dopo l'acquisto di Itabus, compagnia di bus a lunga percorrenza, Italo offre dal 21 giugno proposte di intermodalità treno-bus con unico biglietto anche da e per la Sicilia. 2 linee interamente dedicate, comprendenti anche il passaggio con il traghetto. La prima dalla Sicilia orientale e le province interne e la seconda dalla Sicilia occidentale verso Roma e Milano. Dalla regione 15 milioni di euro per disabili gravissimi, oltre 15 milioni di euro stanziati dall'assessorato regionale della famiglia per il mese di maggio per i disabili gravissimi. I fondi verranno destinati a tutte le ASP dell'isola sulla base della comunicazione del numero dei soggetti affetti da disabilità gravissima, che risultano essere 13.018. Oscar Cicloturismo 2023, secondo posto alla Sicilia. L'Oscar 2023 per il cicloturismo è andato alla Toscana, al secondo posto la Sicilia con Sisili Divide, itinerario ciclabile di 457 km che va da Trapani a Catania, su strade secondarie e rurali ma anche ex ferrovie, percorsi sterrati sugli argini di fiumi e canali, che passa per ben 48 centri abitati fra borghi e città. Un percorso cicloturistico d'avventura che attraversa orizzontalmente la Sicilia centrale più sconosciuta, quella lontana da spiagge affollate e dalle località più note. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana notizie.sicilia. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.